Siamo con un operatore culturale, Paolo Cilona, giornalista, di grande fede socialista, qui in via Atenea. Ecco, come vede questo 2020 per la nostra città, dottore Cilona? Sarà uguale agli anni precedenti, è una città che non guarda il suo futuro perché è sempre condizionata dagli stessi ambienti, dagli stessi interessi e delle stesse abitudini. Questa città ha bisogno di uno scossone potentissimo perché possa ritrovare il suo valore, il suo impegno, perché possa cambiare in favore soprattutto dei giovani e di coloro i quali non hanno un posto di lavoro. Cosa servirebbe a questa città in vista anche delle prossime elezioni? Secondo lei come si sta preparando la città? È una città impreparata perché nessuno parla delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo della città. Tra le prime infrastrutture, e dico tra tutte le infrastrutture la più necessaria, è l'aeroporto e non si capisce come mai un amministratore abbia restituito alla regione siciliana 35 milioni che erano nelle casse della provincia e restituiti per incapacità di portare a termine un progetto che era costato alla comunità 1.150.000 euro di sola progettazione. Queste sono cose gravissime, così come poi si spendono e si danno contributi a pioggia senza una risoluzione effettiva in favore dello sviluppo del territorio agrigentino. Non c'è nessuno che parla di aeroporto ed è gravissimo perché se siamo arrivati a 1 milione di visitatori nella valle, con l'aeroporto e attraverso i voli charter sarebbe una città meravigliosa con 5 milioni di visitatori nella Valle Tempo. Questi sono i problemi da affrontare e non ciocolarsi di qua e di là per cose che non interessano alla popolazione per lo sviluppo. Questi sono i veri problemi che appartengono al cittadino agrigentino. Cittadino agrigentino, muoviti, cambia strada e dimostra di essere rivoluzionario come lo fu Empedocle quando combatté la tirannide di altri che si erano messi in evidenza come Trasideo ed altri personaggi dell'antica Agragas. Proprio quest'anno che sono i 2600 anni, Agrigento, scuotiti, cerca di trovare la giusta strada.